si riparte. Dove poteva giocare la Tonazzo la prima partita dopo la finale di Coppa Italia? A Modena, ovvero proprio sul campo della squadra che dopo 17 anni è tornata a vincere questo trofeo battendo in finale Trento in un paladozza completamente impazzito di gioia. La squadra di Lorenzetti ha dato l'impressione in questo momento di essere davvero la squadra più forte, quella che gioca la pallavolo migliore, più veloce, più briosa, più spettacolare. Doti che non si scoprono certo ora, ma che non fanno altro che sottolineare come l'anticipo televisivo di sabato sia per la Tonazzo un appuntamento praticamente proibitivo, a meno che i brindisi e l'euforia di questi giorni non distraggano oltre ogni modo i fuoriclasse di Modena, ipotesi davvero difficile. E allora per i bianconeri sarà l'occasione per giocare a briglia sciolta, senza avere nulla da perdere, senza pensare troppo ai punti da portare a casa, continuando così il ciclo di ferro che prevede anche Macerata e Perugia. Fa scalpore invece il ritorno in campo di Marco Meoni, il palleggiatore padovano che a maggio compierà 42 anni, si è rimesso scarpe e ginocchiere ed è andato a dare una mano a Piacenza, orfana di Vermiglio, emigrato in Iran. Il Meo, nostro ospite qualche puntata fa, era fermo da quasi 2 anni, ma non se l'è sentita di dire di no a Papi e Zlatanov, vecchi compagni in bianco-rosso. Alla Copra sarà il secondo palleggiatore e farà da chioccia al giovane Tavares. L'ultima volta che aveva toccato un pallone era stata qualche settimana fa al Palafabris, quando, vestito da Babbo Natale, aveva palleggiato con Marco Vianello. Bentornato Meo. Buonasera, benvenuti a Mani e Fuori. Come avete visto, una scheda importante, parleremo anche del ritorno di Marco Meoni, ma parleremo soprattutto di giovani. Questa sera abbiamo incentrato la nostra puntata con dei protagonisti particolari. Partiremo anche dalle parole di Julio Velasco, le proporremo un'altra volta perché queste parole hanno fatto un po' il giro del web. Il CT dell'Argentina ha detto delle cose importantissime qualche giorno fa proprio al Palafabris e partiremo proprio dalle sue parole per organizzare il dibattito di questa sera. Il primo applauso va invece agli ospiti della Polisportiva Tergola, fatevelo ancora caro Ettore. Ho 2 assistenti questa sera, alla mia sinistra ho Ettore che sarà il responsabile degli applausi, se caro Ettore tu avrai piacere chiaramente di farli, eccolo qua. Guarda, ti stanno giusto puoi fare un saluto con la mano anche. Eccolo qua. Invece alla mia destra un assistente straordinario che si chiama Melissa, vero? Vero Melissa? Ma tu giochi a pallavolo anche? Sì, già. Che bello, fai mini volley? Grandissimo. Inquadrata anche Melissa. 2 assistenti questa sera, sarà una puntata particolare. Subito il giro di tavola degli ospiti, parlavo di maestro di pallavolo, non l'ho detto a caso, per cui con i giovani, adesso lavora con una prima squadra, ma ha sempre lavorato ed è comunque responsabile del settore giovanile della Tonazzo Padova, Valerio Baldovin. Ciao Valerio, e applauso anche per te. Ciao Ettore, tu. Uno delle colonne della società della pallavolo Padova, Cristiano Rampin. Ciao Cristiano, bentornato a Mani e Fuori. Come vi dicevo parleremo di giovani, non a caso abbiamo scelto questa sera 2 ospiti importanti, sono reduci entrambi dall'esperienza con la nazionale juniores o under 21 come si chiama adesso, che sta giocando la qualificazione ai mondiali di categoria. Il primo passetto l'hanno fatto, il primo scalino è stato salito, ce lo spiegheranno loro. Il primo è Sebastiano Milan. Ciao Sebastiano, ciao, calciatore Tonazzo Padova e nazionale juniores. E l'altro è una vecchia conoscenza, Sebastiano è il primo anno a Padova, invece per Fabio Balaso è il terzo con la maglia della Tonazzo Padova, appunto Fabio Balaso. Ciao Fabio, libero. Sebastiano, intanto il primo scalino, come dicevo, l'avete salito con la nazionale, no? Bene, Danimarca sì, e Repubblica Ceca. Danimarca e Repubblica Ceca. Allora, quando si giocano queste competizioni è importante, come dici te, fare uno scalino alla volta, perché è lunga, no? È lunga e se si guarda subito alla cima si rischia di cadere giù, quindi è importante affrontare un passetto alla volta ogni match e ogni turno di qualificazione. Sulla carta magari possono sembrare anche partite semplici le prime, magari Danimarca, Repubblica Ceca, insomma squadre abbordabili, ma posso assicurare che non è mai così. Non è mai perché quando sei in giro per il mondo a giocare non è mai facile. Quando sei in giro per il mondo non è mai facile, soprattutto quando vedono la scritta Italia, tutti quanti si trasformano e giocano al massimo, dando il tutto per tutto. Fabio, un doppio 3-1 se non sbaglio, vero? Sì, giusto. Qual è stata quella che vi ha dato più fastidio? Forse la prima contro la Repubblica Ceca, era un po' più tosta, però poi alla fine... Con la Danimarca già sul 2-1 se non sbaglio avevate quasi la certezza, no? di essere passati, quindi magari vincere 2-7 eravamo già passati. Era sufficiente, era sufficiente. Bene,
Facciamo però un passo indietro perché, come vi dicevo, per introdurre proprio la puntata di questa sera vorrei proporre nuovamente quello che ha detto Julio Velasco durante l'ultima partita casalinga della Tonazzo con Trento, che ci apre proprio il dibattito. Prego la regia. Julio Velasco al Pala Fabris per vedere chi? Ma per seguire soprattutto Gonzalo Quiroga, in parte Solé che lo conosco meglio, ma Gonzalo è arrivato tardi perché aveva l'università negli Stati Uniti l'estate scorsa in nazionale, l'ho visto molto poco e quindi le sto seguendo sia per video che Padova gentilmente manda tutti i video della partita, ma anche lo volevo vedere del vivo. Che impressione hai avuto? Ma oggi lo vedo bene, è un giocatore secondo me molto interessante perché è un giocatore che sbaglia poco in attacco, è molto veloce, gioca bene sia la palla che la palla alta che la palla veloce, ha una buona battuta, Muro anche deve migliorare la ricezione, soprattutto la battuta in salto, ha delle questioni tecniche ancora da migliorare, se migliora la ricezione penso un giocatore del livello internazionale. Come sta la pallavolo italiana, Julio? Ma secondo me sta bene, il problema della pallavolo italiana è che deve secondo me abituarsi alla nuova realtà che non è solo dell'Italia e secondo me arriverà anche nei pochi paesi che adesso sono economicamente molto forti, arriverà anche lì al conto finale. A volte diciamo, il pessimismo è perché pretendiamo di continuare a vivere a certi livelli, ma secondo me l'esempio di Padova è un buon esempio perché si ha fatto le non retrocessioni per risparmiare le società, per fare squadre giovani e poi è una delle poche che l'ha fatto Padova, questa è la verità. Abbiamo delle squadre, senza fare i nomi, però delle squadre che non hanno grandi risorse economiche, che hanno giocatori titolari nelle loro nazionali in banchina, cosa che nell'età d'oro che tutti hanno nostalgia non succedeva. Ossia, il quarto anno che io ho vinto con la Panini, la panchina era come quella di Padova, cioè ragazzi di Modena per risparmiare. Oggi risulta che ci sono società che hanno titolari dei nazionali importanti in banchina. Se quello è diciamo, il normale, è chiaro che non ci sono soldi che bastino nei giorni d'oggi. Quindi è venuto volentieri a Padova stasera? Sì, vengo volentieri, poi tra l'altro lo avevo già visto, ma credo che l'abbiano ancora migliorato questo palazzetto che in passato era brutto, diciamolo, era buio, era triste, diciamo, e oggi è un bellissimo palazzetto, molto allegro, con colori chiari, che insomma si vede bene la pallavolo. Ecco qua le parole di Julio Velasco, importanti Valerio, perché ha detto secondo me un paio di passaggi davvero significativi. Ha portato Padova come esempio diciamo della filosofia della nuova Superlega, ma soprattutto ha detto che i giovani vanno fatti giocare, specialmente quelli che giocano in nazionale, sei d'accordo? Beh, certo. Noi diciamo come società abbiamo abbracciato il concetto della Superlega, quindi delle retrocessioni bloccate, proprio in ottica di contenere i costi e soprattutto di far giocare i giocatori giovani, perché comunque insomma avendo questo, chiamiamolo salvagente, paracadute, insomma del fatto che non ci siano retrocessioni, quindi nessuna squadra dovrebbe essere obbligata a fare il passo più lungo della gamba e quindi andare in cerca del giocatore più affermato che magari ha richieste economiche superiori. Noi invece abbiamo fatto questa scelta, stiamo cercando di farla non solamente improntata quest'anno ma anche agli anni futuri, per cui abbiamo cercato di avere una squadra molto giovane, con possibilità di avere anche dei contratti lunghi in maniera tale da investire sostanzialmente su questi ecco, ragazzi. Voi ragazzi correggetemi se sbaglio perché sono i vostri compagni di squadra, no? mi sono stampato i nomi dei vostri compagni di Nazionale Juniores. Allora, a parte il gruppo di Club Italia, vogliamo ricordare per chi non conosce cos'è Club Italia. Club Italia è una squadra, è come posso dire, un'associazione, no? Sebastiano, che mette insieme giocatori un po' di tutte le squadre, specialmente giovani, e gli fa fare un campionato, per esempio di B1 quest'anno, se non sbaglio. Quindi c'è questo gruppo importante, però poi se andiamo a vedere gli altri giocatori, sono tutti giocatori che non giocano in A1, sono giocatori di A2, cioè gli unici due che giocano, Fabio con una certa continuità, Sebastiano comincia a trovare spazio, sono proprio quelli di Padova. E quindi questo è un dato significativo, Valerio, no? Sì, certo. Noi È una scommessa vinta 2 volte, perché insomma avere due, e soprattutto aggiungo, senza fare polemica, ma un filo la voglio fare, che Padova li ha anche dati i giocatori, perché qualche altra società ho sentito che magari i 95 se li ha tenuti. Certo, sì. Anche questo è un bel segnale, credo. Sì.
Sì, insomma, noi pensiamo che fargli fare queste esperienze sia importante, cioè quello di calcare il campo della Serie A, come pure quello di fare esperienza internazionale, anche quello insomma, è un'esperienza importantissima per loro, perché è chiaro che un giovane più trova spazio alla domenica e più ha possibilità di migliorare, se non trova spazio è gioco Ma forza. perché Valerio e le altre squadre non fanno questo? Cioè, adesso che si può un po' respirare, no? Quest'anno che si possono vivere le cose con un filo di più tranquillità proprio perché non ci sono più le retrocessioni, secondo te? Ma oddio, è anche difficile da capire, da chiarire, cioè allora la Superlega sarebbe un modello tipo NBA americano, no? Dove probabilmente anche un discorso culturale a cui noi non siamo abituati, cioè ci sono delle squadre che vogliono rifondare e partono esattamente come abbiamo fatto noi, da una squadra completamente giovane, rinnovata, e il pubblico non protesta se perdono tutte quante le partite e nessuno si straccia le vesti se i risultati subito non vengono, perché è normale quando fai una squadra così giovane, solo per il fatto che non ha esperienza, per cui non è abituata a gestire determinate situazioni, non conosce gli avversari che ha di fronte, trovarsi di fronte alle difficoltà con cui ci confrontiamo noi di domenica in domenica, no? Però se si sposa questo progetto, tutti devono essere consapevoli del fatto che chiaramente i risultati possono venire, come possono far fatica a venire. È chiaro che se il gruppo è supportato non solo dai tecnici, ma da tutto quello che gli sta attorno, che è consapevole di questa cosa. Le cose sono un po' più facili. Esatto, le cose sono un po' più semplici. Quanto ne avete parlato, Cristiano, all'interno della società di queste cose in questi mesi? Beh, è stato uno dei motivi fondanti proprio di questa squadra, quindi non si è guardato solo l'aspetto economico, che peraltro è importante, ma quanto a un progetto più lungo. È chiaro che abbiamo scommesso dalla parte giusta, e la dimostrazione è che loro sono andati in nazionali juniores. Certo. E un'altra cosa sulla quale appunto Valerio mi faceva riflettere è che abbiamo visto che il pubblico comunque ci sta seguendo, perché nonostante qualche difficoltà che purtroppo ci sta, abbiamo un pubblico che ci segue veramente in maniera calorosa e forte. Ha capito la filosofia di questa squadra. Assolutamente sì. Sebastiano, come sono? Cosa vi dicono gli altri compagni di squadra? Cosa vi siete detti in questi giorni? Avete parlato anche non solo della nazionale, tra l'altro poi mi dovete spiegare come sta Simone Roscini, che avete visto da vicino, che è un mio caro amico e che è il vice allenatore, è un amico di tutta la pallavolo padovana. Cosa dicono gli altri? Beh, più che dire qualcosa magari si aspettano, quindi durante gli allenamenti magari è anche una responsabilità nostra diciamo, portare quello lì che abbiamo imparato qui a Padova, e quindi anche la qualità di gioco di una Serie A1 piuttosto che qualche schema tattico, così portarlo anche nella nazionale. Siete visti dal tuo punto di vista con un occhio un po' diverso? Sì, diciamo che ovviamente giocando in A1 ci si aspettano anche delle cose importanti poi quando si va a giocare con i coetanei, ma insomma credo che questa cosa vada affrontata con tranquillità, con la massima serenità, anche perché insomma sì, è vero che noi giochiamo in A1 ma abbiamo ancora una strada veramente bella lunga mamma mia, sì, e soprattutto anche perché quando si è così giovani diciamo che il filo tra fare le cose bene e farle male è veramente sottile. La linea sottile, come quella di Liga 2. Certo, è veramente molto molto fino e bisogna cercare, sì, di far vedere insomma che si è imparato qualcosa dai compagni anche più vecchi, ma senza voler mai strafare. Poi Fabio, siete un bel gruppo in nazionale? Sì, siamo, piace? Sì, siamo siete sempre quelli un po' da un po' di tempo, o ormai sono è già stati degli da innesti? circa 4 anni che siamo sempre questi. Quindi ci conosciamo e giochiamo, siamo un po' tutti più amalgamati. E Roscio come sta? È sempre Roscio carico? è sempre il solito, sì, Carico? sempre carico. Tu che l'hai conosciuto anche sulla tua pelle. Sì, La sì. lavagnetta di legno ce l'ha sempre? Sempre quella. Sì. Sempre quella? Quella di Fano, quella che ha 28 anni? Sì, gliel'hanno anche rifatta con qualche disegnetto. Ah, addirittura? Sì, gliel'hanno modificata Una un po'. versione, ho capito. E le giugulare. Va bene, sì, la giugulare di Roscio che che si mette bene in evidenza quando si carica. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte di Mani e Fuori, nella seconda parleremo chiaramente anche di Tonazzo e cominceremo a parlare anche con i nostri ospiti del Tergola, tra poco.